Le associazioni di base del Veneto vi propongono Oltre i recinti, incontri radiofonici settimanali per costruire insieme un nuovo domani. Quarta e ultima puntata di Oltre i recinti del 2010, di questo ciclo sperimentale con il quale abbiamo voluto provare a dare voce a chi normalmente voce non ce l'ha, a una quantità di associazioni di base che hanno potuto, probabilmente alcune per la prima volta, dire la loro attraverso un sistema di radio che si sono messe insieme. Concludiamo questo ciclo di trasmissione con una serie di riflessioni su come questa esperienza può continuare nel 2011. Cominciamo questa puntata con una testimonianza di Don Albino Bizzotto, che in questi giorni di festa si è un po' arrabbiato. Vengo da una situazione dove mi sono proprio arrabbiato, non solo indignato. Dei poveri cristi, un gruppo di sinti, che sono dei cittadini italiani, che hanno il foglio di via permanente e non hanno nessun posto dove fermarsi. Mi veniva in mente proprio, non c'era posto per lui, non c'era posto per loro. E allora mi sono arrabbiato con i sindaci, ma anche con i carabinieri, che fanno i forti e i strafotenti proprio con i più deboli, quelli che nessuno difende e che non interessano a nessuno, anzi, quelli per i quali le persone appena li vedono telefonano ai carabinieri o telefonano ai sindaci, i quali hanno fatto delle ordinanze che prevedono che nessuno può fermarsi sul loro territorio. Nessuno organizza i luoghi perché possono sostare le roulotte o i caravan, e nessuno può fermarsi in suolo pubblico, nemmeno in suolo privato, quindi devono non esistere. Ecco, di fronte a queste cose credo che valgano i diritti delle persone prima delle ordinanze di questi sindaci. Ed è una vergogna che stiamo vivendo. Informazione radiofonica, ma anche informazione multimediale. Nicola Duper. Io credo che uno degli obiettivi principali che dovremmo raggiungere è quello di un'informazione efficiente. Allora, come si fa questo? Si fa gestendo i mezzi che abbiamo a disposizione. I mezzi che abbiamo a disposizione in questo momento sono pochi, quasi inesistenti, però abbiamo Internet. In che modo può funzionare Internet? Internet funziona in un modo relativamente semplice per quanto riguarda le possibilità di raggiungere il pubblico e quindi raggiungere i propri obiettivi di comunicazione. Prima di tutto sarebbe importante mettere in piedi un portale che diventi un po' il portavoce di tutti. Perché questo? Perché se tutti partecipiamo alla costruzione di un media e quindi tutti proponiamo una serie di informazioni, creiamo quello che in gergo viene definito il motivo di ritorno. Cioè, quando una persona viene a conoscenza di un sito internet e gli piace, tornerà un'altra volta. Se quell'altra volta ha ritrovato qualcosa di interessante, se quel sito diventa in qualche modo punto di riferimento perché quella persona trova tutte le informazioni o la gran parte delle informazioni di cui necessita, che vorrebbe vedere, continuerà a tornare e continuerà a spargere la voce. Questo non è possibile gestendo 100 siti internet gestiti da una o due persone, perché prima o poi questo finisce chiaramente per sfinimento, perché la gente non ce la fa, è un carico di lavoro troppo grande. Però se siamo 10 movimenti, 20 movimenti, 30 movimenti, e in ciascuno di questi movimenti c'è una persona, due persone, che soltanto una volta alla settimana dà il proprio contributo, abbiamo a quel punto creato un mezzo estremamente potente. E questo naturalmente a quel punto, quando noi abbiamo il materiale scritto su internet, è molto facile passare al mezzo radiofonico, perché abbiamo già i testi, è sufficiente leggerli. È ancora più facile passare al mezzo televisivo perché basta aggiungere l'immagine e siamo anche lì. Quindi abbiamo costruito una redazione virtuale, una redazione che non necessita di infrastruttura vera e propria, quindi di uffici, di fax e così via. Ognuno agisce da casa propria e questo mezzo potrebbe diventare addirittura il punto di riferimento anche per i giornali.
perché i giornali, i vari media, le televisioni, anche loro poi traggono le loro informazioni da determinati siti internet. Quando questi siti internet sono rappresentativi, quando sono potenti, quando sono importanti, loro continueranno a tornare su questo sito, se non quotidianamente, molto spesso, e quindi noi andremo a indurre un certo tipo di informazione. In questo momento non credo che ci siano altre possibilità. Usare diversi mezzi di comunicazione, emettere dei segnali puliti, chiari, esaurienti, tempestivi, ma anche affidarsi a persone giuste. Gianluigi Salvador. Ecco, di fronte a questo tema libero, difficile, iniziale, di proporre delle tematiche su cui discutere, io penso che si debba innanzitutto pensare a chi fa l'informazione, e nel nostro caso chi comanda l'informazione è tutta una classe politica che ha una dualità fondamentale, è sospetta di comunicazione non trasparente. E quindi una delle prime priorità a livello di qualità e di cambiamento dell'informazione deve essere quella di capire e ridefinire la classe politica che sta facendo comunicazione. Se quando parla per i propri interessi, se quando parla per gli interessi collettivi. Quindi la prima priorità sulle tematiche che dobbiamo affrontare è cominciare a chiarire come deve essere quello che fa informazione. Quindi cominciare a parlare di privilegi, di professionismo, di tutta una serie di caratteristiche che poi tra l'altro Beppe Grillo e il Movimento della Decrescita enunciano tranquillamente. Quindi bisogna avere innanzitutto fiducia in chi parla e chi fa informazione, perché altrimenti non ne veniamo più a casa. Capire il nome di chi parla quando si porta un tema. Se si va sui contenuti, sul cosa si vuol trattare, a questo punto dobbiamo cominciare a partire sempre dai valori. Per me i due valori fondamentali sono la tutela della salute e la tutela della biodiversità, e quindi tutte le tematiche che coinvolgono processi e azioni devono essere correlate alla tutela di questi due valori fondamentali, perché come vediamo attraverso questa crisi, che è una crisi irreversibile, e perché è una crisi ambientale, quindi noi abbiamo bisogno di un pianeta e mezza per sopravvivere. A questo punto, facendo i conti, 2 più 2 fa 4, se non seguiamo una logica di tutela, di autotutela dell'umanità e degli animali che sono i nostri supporti e che ci condizionano nell'esistenza e nella qualità della vita, non andremo da nessuna parte. Ecco, quindi partire dai valori per definire poi tutta una serie di principi condivisi, quindi delle regole inventate che sono i comportamenti, il concetto di giustizia, di egualitarismo, eccetera. Quindi un tema amplissimo, una destrutturazione per rifare la struttura di una nuova società. Questo è l'obiettivo che questa moltitudine in movimento dovrebbe portare avanti. Un'informazione attenta ai valori fondamentali, al presente e al futuro, alla salute e alla possibilità di vita delle giovani generazioni. Marcella Corò. Quello che io rilevo proprio più dolorosamente è il destino, la vita delle nuove generazioni, di questi bambini, di quelli che sono già nati, che crescono e di quelli che dovranno ancora nascere. C'è tutta una situazione di pericolo e di minaccia che incombe su queste generazioni che grida vendetta, diciamo, al cielo. Nel senso che noi siamo nati, abbiamo avuto la fortuna di crescere in un ambiente ancora, diciamo, abbastanza intatto. Quello che vedo intorno a me invece è un ambiente che è una continua minaccia per i nostri bambini, e credo che questo sia una ingiustizia enorme. Allora, qual è il contributo di questa iniziativa? Questa iniziativa dovrebbe servire proprio a dare documentazione, a segnalare tutte quelle criticità che sono intorno a noi e che comunque poi si legano a criticità molto più ampie, perché è inutile che io mi difenda da 2 inceneritori se poi non tengo conto di quello che è stato costruito a Vicenza.
dove porteranno bombe atomiche, dove porteranno armi pericolosissime, e Vicenza diventerà il mirino, diciamo, di una eventuale guerra. Speriamo che questo non succeda mai. Allora, facendo iniziative di ogni genere, dovrebbe essere proprio arrivare alla consapevolezza che ogni problema si lega a un problema più vasto, cioè non ci sono situazioni locali, ma ci sono situazioni ormai mondiali. Il discorso dell'acqua, il discorso della sicurezza militare, credo che il problema più grosso sia proprio quello della pace, della guerra e quindi del pericolo di guerra che incombe su tutti noi. Poi, diciamo, scendendo c'è il discorso dell'inquinamento, che ormai diciamo è democraticamente distribuito un po' dappertutto. Abbiamo tutta l'area agricola, no? Le terre fertili delle nostre province che sono state depauperate, che sono state disastrate. Tutto questo ha tolto anche il lavoro. Quindi c'è il problema del lavoro, c'è il problema dei giovani che non hanno futuro, soprattutto appunto o per un motivo o per l'altro. Noi abbiamo perso la sicurezza di un futuro, la serenità di un futuro. Quindi tutto quello che noi riusciremo a portare come documentazione per svegliare, per smuovere e per cambiare questa classe politica sarà sempre un materiale preziosissimo. Informazione per essere aggiornati, informazioni per partecipare, informazioni per decidere. Marco Gavagnin, Grilli Venezia. Tra i vari temi per i quali lottiamo, ci battiamo tutti i giorni, uno dei temi fondamentali è appunto la partecipazione della popolazione nelle scelte di tutti i giorni. I cittadini hanno il potere di decidere su qualsiasi cosa e la politica deve orientarsi in questo senso, di dare la leva del potere in mano alla gente. Noi possiamo aiutare questo percorso promuovendo referendum popolari continui, dove la gente possa esprimersi in qualsiasi contesto, in qualsiasi scelta grossa che deve fare l'amministrazione comunale. Il cittadino deve essere in primo piano, il cittadino deve essere in prima linea, deve dire: io posso decidere sulle questioni che riguardano la mia vita. E la gente deve incazzarsi, scusatemi il termine, ogni minuto, deve arrabbiarsi, deve seguire passo passo chi li governa, deve seguire passo passo chi amministra la loro vita, i loro soldi, la loro salute, la loro famiglia. Bisogna scendere fuori in piazza, bisogna non guardare più la TV, bisogna non ascoltare più la radio, non bisogna più guardare il web, bisogna scendere e stare alle calcagna di tutti, di me compreso. E così dobbiamo fare tutti con tutti. Non dimentichiamo mai che chi ci governa è null'altro che un nostro dipendente. Dobbiamo scendere in piazza e urlare quando certi politici vanno in pensione dopo 2 anni e mezzo di lavoro, quando a tutti noi, io non ci andrò mai, e chi ci andrà dopo 40 anni di lavoro. Dobbiamo arrabbiarci quando Repubblica o quando Libero incassano milioni e milioni di euro di finanziamenti all'anno per l'editoria. Dobbiamo arrabbiarci perché noi non arriviamo a fine mese. Dobbiamo arrabbiarci sempre, dobbiamo essere i cani da guardia del potere in ogni istante. Andiamo appunto nei consigli comunali, nei consigli di municipalità, seguiamo passo passo le scelte e le responsabilità dei nostri governanti. Possiamo fare politica anche in un'altra maniera, una maniera molto semplice. La politica si fa tutti i giorni, dipende dalle scelte che facciamo. Possiamo scegliere di bere l'acqua del rubinetto piuttosto dell'acqua che proviene dalla Sicilia. Risparmieremo tonnellate di gasolio, tonnellate di CO2. Possiamo fare politica comprando la pasta prodotta a un pastificio vicino a casa piuttosto che una pasta prodotta nel Molise. Possiamo fare politica in un sacco di maniere, premiando le aziende che rispettano gli operai che ci lavorano dentro. Compreremo un prodotto piuttosto che un altro di un'azienda che ha dei contratti per i propri operai decorosi, che rispettano la persona. Io vi invito appunto a far politica attivamente. La politica, ripeto, possiamo farla in ogni momento e usare il metodo delle associazioni. Le associazioni presenti nel territorio ce ne sono ovunque. Questo è uno spaccato di associazioni presenti appunto nel Veneto. Di o creare un'associazione o accodarsi a una già esistente. Le associazioni devono mettersi insieme e lavorare assieme per un obiettivo comune. Non abbiamo altra speranza che metterci insieme e lavorare assieme. Il lavoro è durissimo, però possiamo farcela sicuramente.